mi chiedo come mai le associazioni di categoria, ancor più la mia associazione, l'ASCOM, la Confcommercio e tutte le associazioni di categoria, gli artigiani, non protestino in modo vivace. Io dico che dovrebbero vergognarsi, lo dico pubblicamente alle associazioni di categoria, dovete vergognarvi di questo silenzio. Il silenzio in questione è relativo alla lotteria degli scontrini, pensata dal governo e che dovrebbe partire a luglio. 3 le estrazioni ogni mese e una finale da €1 milione per quanti chiederanno all'esercente di partecipare. E qui un granello di sabbia come l'inserimento dei dati scatena la valanga. Esattamente, il calcolo collegato al tempo che il lavoratore deve dedicare all'attenzione di attendere che il cliente gli consegni il codice fiscale, che si colleghi al portale, che inserisca i dati con il rischio anche di sbagliare, quindi possa trattarsi anche di 20, 30, 50 secondi, un minuto. Uno dice per un minuto. Io faccio presente che un lavoratore in un negozio ha un costo orario che oscilla fra i 35 e i 40 euro all'ora. Un minuto per il numero di scontrini emessi nella giornata superiore all'euro di soglia minima e si va presto a calcolare ad esempio nei bar quante ore finiranno nell'ennesimo adempimento di Stato. Ecco perché Cesare De Stefani non ci sta. Io non aderirò a questa iniziativa, io dirò ai miei clienti che se vogliono partecipare con il scontrino che mette il mio negozio alla lotteria, io non lo farò e quindi che vadano da un'altra parte. Se se ne andranno da un'altra parte a fare la spesa, per me caderà il lavoro e sarà la volta definitiva che chiudo il negozio, licenzio le 4 persone che lavorano con me, compresa mia moglie, mi licenzio anch'io e mi metto alla reddito di cittadinanza. Non prima però di aver chiamato in causa così le associazioni di categoria. Perché non vi rendete conto che gradualmente che stanno chiudendo i negozi, poi il passaggio successivo è la vostra morte. Infine De Stefani ha anche un quesito sornione per chi ha inventato la lotteria degli scontrini. Il cliente che andrà all'osteria senza soste e che puntualmente riceve lo scontrino perché se lo fa da solo, poi come farà a partecipare alla lotteria visto che l'oste non c'è? E sono certo che la soluzione a tutte queste domande, queste criticità che vengono evidenziate nel servizio sia molto semplice, basta pensarci e il tempo c'è da qui a luglio. Tante cose però curiose, interessanti, alle quali cercheremo di dare risposta questa sera o comunque animare il dibattito, perché è un intervento di governo, uno forse dei più attesi, un modo anche per combattere l'evasione fiscale. Vi ricordo che tra un'ora c'è anche Ring, tra poco vi diciamo chi sono gli ospiti e di che cosa parliamo. Saluto e ringrazio Cesare De Stefani, buonasera, ben trovato. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Titolare dell'Osteria Senza Oste, tutto il mondo la conosce, quante volte ne abbiamo parlato in questi anni. Allora, ha toccato dei punti molto interessanti, devo dire. Ascoltandola, intanto ci ha quantificato il tempo che lei dovrebbe impiegare, che tutti i commercianti dovrebbero impiegare, perché io con quello scontrino che emette qualsiasi negozio posso partecipare a questa famosa lotteria. Però qual è il tema? Che deve registrare lei in maniera telematica questo scontrino. Tra l'altro abbiamo raccontato anche in questi giorni un altro storico casolino, per esempio, un altro negozio alimentare storico che è a Castellavazzo, mi pare da più di 50 anni, chiude perché manca la connessione internet, è un macello, insomma hanno rinunciato. Anche a Scheveningen di Insomma tanti. Una piccola bottega che dava un servizio delle mezze giornate perché Scheveningen è una valle chiusa. Fondamentale per i residenti. Ma certo, sì, perché è legata anche un po' di turismo, c'è la parete di roccia, per cui quel servizio che può essere utile, non c'è più neanche un bar a Scheveningen. E c'era solo questo negozio di questa signora che si dedicava 4 mezze giornate perché naturalmente non aveva senso di me di più, però con questa ulteriore adempimento ha deciso di arrendersi. Dicevo, ascoltandola, mi è venuto in mente, dato che ha un costo per lei, per qualsiasi imprenditore, per tutti gli esercenti, il tempo, di impiego, ma la seconda cosa, non basterebbe allora a questo punto mettere un tablet, un totem immagino lì, e mi prendo il mio scontrino nello stesso negozio, mi sposto di 1 metro, me lo registro io perché ho io interesse a partecipare a questa lotteria che potrebbe darmi un guadagno. Questa potrebbe essere anche un'ipotesi, anche se in realtà ritengo che tutto questo sia inutile, perché comunque ci sarebbero altri costi nascosti. E quali sono? La norma dice che chi pagherà con moneta elettronica o con carta di credito ha decuplicato, cioè 10 volte più probabilità. Sono dei biglietti virtuali così definiti dalla normativa, che mi sono anche letto attentamente. Purtroppo dedico un po' meno tempo a fare il mio lavoro e dedico un po' più tempo a queste cose che
mi appassionano perché io sono stato ferito internamente da una verifica fiscale con una violenza e un'ingiustizia tale che sinceramente mi ha cambiato proprio vita, mi ha cambiato la vita. E quindi, tornando alla lotteria, poiché proprio i pagamenti fatti con carta di credito e con moneta tracciabile aumentano di 10 volte le probabilità, ovviamente saremo ancora di più legati al sistema bancario, al mondo dei software, del web, e quindi immaginiamo anche tutti i costi che il sistema bancario aggiunge a questo, anche perché, come dicevo prima, telecamere spente mentre ci avviavamo a questa serata, C'è un costo, ma se io ho 10 euro che oggi ho deciso di fare una spesa che mi posso permettere di spendere 10 euro, ovviamente, siccome devo tentare la sorte, farò 6 acquisti da 1,50 euro e per ogni acquisto da 1,50 euro chiederò all'esercente di poter pagare con la moneta elettronica, con una carta di credito. Cioè, nel Quindi senso, io mi reco da lei alle 10, poi torno all'1, magari oppure faccio la spesa in diversi punti. Esatto. E quindi sappiamo che purtroppo tutte le operazioni con bancomat, e poiché la normativa prevede che sono sufficienti gli scontrini che abbiano un acquisto minimo di 1 euro, però immaginare lei, io, se sono un cittadino che sopravvive con il reddito di cittadinanza, che non c'è proprio altra possibilità, che ho qui pochi soldi, sicuramente mi lego ancora di più alla sorte, poiché ho il reddito di cittadinanza vuol dire che non ho un'occupazione e il mio tempo lo occupo a sfruttare meglio la sorte che mi viene proposta dallo Stato. Però mi scusi, se io vengo a fare un acquisto da 1 euro, diciamo da lei, per paradosso, mica posso pagare col bancomat? Io adesso credo proprio di sì, perché io vedo... Da quello che le hanno detto sì, però per lei avrebbe io vedo poi i miei figli, io spesso quando esco con i miei figli e magari ci sono anche spese di 3-4... Perché per lì c'è un problema. Qual è il problema? Che uno può anche rifiutarsi, può anche mettere un tetto minimo di spesa, però non è proprio così. E in ogni caso, ripeto, allo stato attuale la norma prevede che il gestore, l'esercente, deve inserire i dati. Tant'è che nella norma precedente il gestore dell'esercizio, che può essere un bar, può essere una macelleria, può essere un casolino, che non avesse ottemperato alla richiesta del cliente, cioè quindi di inserire i dati per farlo partecipare alla lotteria, incorreva in una sanzione da 100 a 500 euro. Poi invece ci hanno ripensato su e hanno detto no, non c'è nessuna sanzione, però c'è l'ampia possibilità e naturalmente dovere da parte del cliente che non ha visto soddisfatta la sua richiesta di poter partecipare alla lotteria di denunciare all'Agenzia delle Entrate l'esercente che non sta al gioco del gioco. Certo, cioè io dico, volevo partecipare, ma quello lì, si indica quel via. negozio, esattamente. Quindi magari io mi chiedo anche, allora questa delazione tipica dei paesi dell'est, mi ricorda la Romania piuttosto che la Russia, io ho dei rumeni che lavorano con me e secondo me molte volte quando parlo con loro vedo che hanno ancora il terrore delle parole sottovoce, cioè insomma non è che da molto che è caduto il muro di Berlino che quei paesi sono liberati e tutto quel sistema di quello Stato si sosteneva nella paura del vicino, nella paura della delazione. Andiamo verso quella... Ma certamente sì, Senta, vabbè, però diciamo che l'obiettivo è quello della lotta all'evasione fiscale e non si può, non è uno dei metodi questo. Ma assolutamente no. Perché no? Ma perché no? Perché allora per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale eventualmente lo Stato ha gli strumenti di mettere sulle piazze e sulle strade il proprio personale se vogliamo stimolare l'eventuale emissione degli scontrini fiscali, perché poi io dico una cosa e vi inviterei anche lei che è qui con me, prendiamo la macchina, facciamo un giorno in giro per il nord Italia. Io sostengo che se ci fermiamo in 50 locali 48 emettono lo scontrino fiscale, perché questo è quello che vivo io ogni giorno quando mi muovo. Cioè il rispetto delle regole. Certamente sì, io a volte posso proprio, mi meraviglio che magari mi fermo a prendere un caffè e la premura, ancora prima di servirmi il caffè, è quella di fare il scontrino fiscale, quindi... Questo devo ammettere che è vero, cioè, forse più negli ultimi... No, ma io le dico proprio, io proprio da domani... Però ci sono 130 miliardi, no, diciamo, nel nostro paese. Allora, quindi, di evasione. No.
Allora, questi sono dati, se vuole intraprendere una discussione No, su perché questo, sono difficili da calcolare allora allo non ci, stesso vuole, tempo. non ci vuole mezz'ora come doveva, ci vogliono 4 giorni, perché io i dati li ho tutti quanti chiari, sono tutti dati costruiti ad arte e che non hanno nessun fondamento, ok? Poi, se vogliamo entrare in questi dati, si sostiene che ci sono 130 miliardi di evasione, ogni anno vengono emessi verbali per 60-70 miliardi, 60-70 miliardi, lo Stato di questi 60-70 miliardi poi incassa 6-7, ok? Bene, allora le faccio una domanda, ma lei può sbagliare il 90% delle trasmissioni che fa? Cioè vuol dire, quando viene messo un verbale, c'è forse da chiedersi come mai di fronte a contestazioni per 60 miliardi invece poi se ne incassano solo 6-7? Qualcuno potrebbe dirmi o potrebbe dire perché i contribuenti sono più furbi, lo Stato non riesce a diciamo intercettarli. No, è che quegli accertamenti sono insussistenti. Va riconosciuto che più del 50% vengono persi, più del 50% degli accertamenti che vengono fatti dall'Agenzia delle Entrate poi vengono annullati e ripeto, poi non facciamoci ingannare dei dati che dichiara l'Agenzia delle Entrate, dove l'anno scorso ha dichiarato che aveva raggiunto qualcosa come 17-18 miliardi, ma dentro ci sono le nuove norme di rottamazione, certo, quindi andrebbe proprio preso il dato singolarmente. 50% annullati le dice perché non pure messa la multa, alla fin fine si scopre che non era corretta. Sì, questo qui aveva ragione l'imprenditore, la faccio sempre. Certo, ma non solo. Allora qui per esempio ho portato un libro con me, io inviterei proprio moltissimi cittadini ad acquistarlo, che agli abusi del fisco. Qui sono elencati decine e decine di situazioni dove hanno dell'inverosimile, e qui faccio anche un attacco pubblico all'Ascom, alla Confcommercio, che si è sempre rifiutata di organizzare incontri dove informare i propri associati, non informali di quello che succede, perché gli associati lo sanno, lo vivono, ma trovare conferma che quello che è successo a quell'associato in realtà è quello che succede alla stragrande maggioranza. E io purtroppo, e su questo sono molto dispiaciuto, per alcune volte ho avuto la disponibilità dei direttori e dei presidenti dell'associazione, parlo di quella di Vittorio Veneto piuttosto che quella di Treviso, piuttosto che quella di Montebelluna, di organizzare questo tipo di incontri. Però quando poi si sono resi conto che avrebbe voluto dire scontrarsi con lo Stato, scontrarsi con l'Agenzia delle Entrate, hanno fatto puntualmente un passo indietro, hanno detto no, non si può fare, meglio di no, però, non vogliamo disturbare. Adesso qui non sono qui per replicare quello che dice lei, io spero che replichino, io spero che replichino coloro che cito, li coinvolgeremo, però, e vediamo se sono in grado di smentire quello che dico. Non che vadano a lesinare attacchi di solito alle associazioni di categorie nel momento in cui c'è una manovra di governo. Non li fanno proprio. Vabbè, però questo noi le registriamo, le intervistiamo sempre prima e dopo. No, ma scusi. Però ho capito, il caso di specie non lo conosco. Stefani quindi mi deve lasciare il beneficio del dubbio, perché vedremo cosa replicano a questo cosa vuole fare adesso. L'unico che ha avuto veramente, che ha fatto un'azione di sindacato, cioè quello di mettere in evidenza i problemi, mi dispiace, io devo citare quello che è un suo collega, che è Pio Del Cin, che ha fatto dei bellissimi servizi ancora alcuni mesi fa, Pio Del Cin, sul gazzettino qui locale, e probabilmente involontariamente anche il fatto che io sia qui è merito, lo dico tra virgolette, sue, perché lui ci tiene a mettere in evidenza quello che sono veramente le notizie del territorio, cosa che invece dovrebbe fare un sindacato, perché attenzione che l'Ascom, il ruolo principale è sindacato, non associazione che vende servizi come li possono fare i normali commercialisti o consulenti del lavoro. Senta Stefani, quindi lei diceva adesso mi rivolgerò a chi? Sì, io domani predisporrò proprio, ripeto, anche per merito
di queste notizie che mi avete dato spazio voi, e ve ne faccio veramente merito, molto, assieme a Pio, dal CIM, e io sinceramente scrivo personalmente al Presidente nazionale Carlo Sangalli chiedendone un incontro. Io ho capito che qui bisogna sempre andare ai vertici, cioè tutto ciò che è la periferia mi ha totalmente deluso e qui bisogna andare veramente ai vertici, e spero che mi riceva, mi incontri e che io possa fare con lui un deciso incontro. Con quale scopo? Con lo scopo di probabilmente anche sospendere questa questione della lotteria, far ragionare il governo e non solo, ma i legislatori che l'hanno pensata, che probabilmente non hanno mai passato un minuto dietro un bancone, ok? E rivedere questo che questa sarebbe un'ulteriore lotteria degli scontrini. Esatto, Allora, abuso Di Stefani, e maggiori costi per ci rivediamo tra un minuto, ci spiegano anche di questi costi. Vi ricordo, tra 3/4 d'ora c'è anche Ring, parleremo a questo punto anche di questa tematica, la polemica scatenata nelle ultime ore, ma che sta sul pezzo, ci ha dimostrato con numeri e problematiche. Avremo il presidente di Confindustria Venezia Vigo, Vincenzo Marinese, il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Bisato, Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle, Gianluca Forconin, vicepresidente della Regione Veneto, e l'onorevole Sara Moretto di Italia Viva. Fra 3/4 d'ora Ring, temi di attualità, un po' tutto, il governo in ritiro, cosa vuol dire? Lo scopriremo insieme a tra poco.